Niente militari a scuola per celebrare il 4 novembre, la festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale. Un gruppo di docenti del liceo Marco Polo di Venezia ha boicottato un incontro che il preside aveva organizzato con 2 graduati di Marina Militare e Guardia di Finanza, perché non in linea con i principi dell'istituto, in nome del pacifismo dunque. Comportamento poco gradito dall'assessore regionale all'istruzione. Questi docenti non dovrebbero insegnare nella scuola italiana perché non rispettano le leggi italiane. C'è una legge che dice che il 4 di novembre è la data dedicata alle forze armate. Nella Costituzione le forze armate sono la prerogativa sotto il controllo del capo dello Stato per l'esercizio di una delle funzioni che sottendono alla costruzione di uno Stato, ovvero l'utilizzo della forza nei modi che sono previsti proprio dalla Costituzione. Questi insegnanti sono, a mio parere, gravemente fuori luogo a scuola, direi quasi un atteggiamento sovversivo. Donazzan non lascerà correre. Credo che questi insegnanti stiano facendo passare dei messaggi molto gravi e siccome hanno un compito educativo, mi pare che stiano utilizzando la scuola come se fosse una loro associazione politica privata. Allora ricorderò loro, e lo farò attraverso gli strumenti che mi sono propri, quindi la richiesta di un'ispezione, visto questo comportamento, perché chiunque decida di fare questo tipo di propaganda politica ideologica non deve stare a scuola.